Ancora insieme in questa edizione straordinaria ampiamente dedicata al maltempo, ma tra poco avremo un altro aggiornamento da Carlo Alberto Inghilleri per la situazione di Vicenza città e dintorni con gli allagamenti dovuti al fiume Tesina. Ne sapremo di più tra poco. Siamo anche alla cronaca proprio nel Vicentino, con un 29enne di Sarcedo che è stato fermato ieri sera a Villa Verla per un controllo della polizia locale nord-est vicentino. Aveva dimostrato uno stato di agitazione non giustificato, aveva dichiarato di non avere stupefacenti, ma poi lungo il tragitto ha mostrato agli agenti una dose di eroina. All'interno ce n'erano altre due più un coltello a serramanico. All'uomo è stata ritirata la patente, lui è stato segnalato come assuntore di stupefacenti e denunciato per porto abusivo di coltello. Parliamo di screening oncologico in sicurezza anche in tempo di Covid. L'ULSS 8 Berica fa il punto, invita a non rinunciarvi, serve infatti a prevenire futuri tumori. Nel 2019 sono state invitate 36.000 utenti in pratica, l'adesione è attorno al 70%. Quest'anno fino ad ottobre ne abbiamo invitate fino al 30 di ottobre 26.000, quindi su un totale di 33.000 che dobbiamo invitare, l'adesione si mantiene sul 70%. Di queste, per circa 1900, si è reso necessario un approfondimento diagnostico di secondo livello e per 108 è stato programmato un intervento di qualche tipo. Non si ferma dunque l'attività di screening oncologico all'USL 8, da quello al tumore al seno a quello citologico eseguito mediante PAP test nelle donne tra i 25 e i 29 anni e tramite il test HPV nelle donne tra i 30 e i 64. Infine, altro screening effettuato su uomini e donne è quello in età compresa fra i 50 e i 69 anni al colon retto. Screening che in questo tempo di Covid viene effettuato in tutta sicurezza. Facciamo un triage alle persone prima di entrare, misuriamo la temperatura, manteniamo il distanziamento, difatti proprio per questo abbiamo ridotto il numero di inviti in maniera tale da distanziare l'appuntamento tra una persona e l'altra. Rimane purtroppo ancora all'USL 8 una quota di utenti da recuperare causa lockdown di primavera e si nota purtroppo una flessione negativa per alcuni screening come quello citologico, prevenzione che rimane invece fondamentale. Se i cittadini rinunciano a questi strumenti fondamentali di prevenzione, come appunto lo screening, rischiamo fra qualche anno di trovare molti più tumori nella popolazione, perché proprio la prevenzione secondaria si basa sull'intercettare la malattia negli stadi iniziali, quando ancora possibile curarla con piccoli interventi, senza aspettare dopo quando la situazione diventa irreversibile oppure sono necessari interventi di tipo demolitivo e quindi un peggioramento della qualità della vita conseguente. Parliamo ora di un progetto rivolto ai dipendenti dei comuni di Cornedo Vicentino e Castelgomberto, progetto finanziato dalla Regione per implementare il piano di smart working accompagnando i 36 dipendenti pubblici coinvolti. Da una difficoltà abbiamo colto un'opportunità. A dirlo il sindaco di Castelgomberto Davide Dorantani, che ha abbracciato la possibilità di implementare lo smart working con l'obiettivo di ottenere maggior flessibilità, rapidità e disponibilità nell'evadere le domande dei cittadini. Con questa idea abbiamo aderito a un progetto finanziato dalla Regione Veneto che consente di implementare lo smart working e ci consente anche di rielaborare, di avere delle consulenze per i processi formativi all'interno del comune. Amministrazione agile ed efficiente con lo smart working che viene adottato anche a Cornedo Vicentino nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione. Siamo tra i pochi comuni che si sono aggiudicati il finanziamento e con questi soldi non solo formeremo il nostro personale, ma cercheremo di rivedere il nostro modo di lavorare, i nostri procedimenti, i nostri processi amministrativi, in modo da renderli più efficienti, più moderni, più smart, più facilmente raggiungibili per i nostri cittadini. Progetto nel quale i partner, i due comuni, vengono accompagnati nello sviluppo di una cultura digitale al fine di consolidare in modo stabile ed efficiente i piani di smart working adottati nel corso dell'emergenza sanitaria. Obiettivi che tengono conto della componente umana a cui sono rivolti complessivamente i 36 dipendenti pubblici, destinatari che occupano diversi ruoli operativi e manageriali, per i quali è stato identificato un fabbisogno formativo legato al potenziamento delle competenze digitali e allo sviluppo di competenze relative all'organizzazione agile del lavoro. Ultima pausa di questa edizione straordinaria, tra poco le ultime notizie della giornata.
Ancora qualche minuto insieme in questa lunga giornata, in questa lunga edizione. Abbiamo parlato già dall'ora di pranzo di Maltempo, ne abbiamo riparlato questa sera. Una domenica che per i credenti è la seconda domenica dell'Avvento, il periodo che avvicina, introduce al Natale. Abbiamo incontrato il priore di Monteberico, padre Carlo Rossato. Carissimi amici, un saluto a tutti voi che mi seguite per Rete Veneta. Ci siamo introdotti nello splendido tempo dell'Avvento, dove la parola di Dio è straordinariamente ricca di spunti, di riflessione, di insegnamenti, di ispirazione. Il profeta Isaia alza la sua voce e dice: consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta. È un po' come noi che stiamo avvertendo la fatica, lo scoraggiamento, l'incertezza di questo momento storico, passaggio poderoso, vertiginoso, Covid-19, giorno per giorno avanza le sue pretese di distruzione, di devastazione, raggiunge ambienti, persone lì dove non pensiamo. Ecco l'altro grido che giunge dal Vangelo ed è quella di Giovanni Battista che dice: preparate la via del Signore. Dove preparare la via al Signore che viene? Si prepara nella nostra vita interiore. È qui che dobbiamo tracciare il sentiero sulle sabbie del nostro cuore. Notizia di servizio: Ruspe in azione a Rosà per ampliare gli spazi scolastici e culturali a disposizione della cittadinanza. È iniziato l'abbattimento dell'edificio di via Cavallini sul lato ovest del complesso scolastico riservato alla scuola primaria Pascoli in centro a Rosà. La nuova area fungerà da via di fuga per gli alunni in caso di emergenze e potrà essere usata anche per le attività ludiche. Nel progetto è previsto anche uno spazio per attività culturali ad uso dell'intera comunità rosatese, sfruttando un ulteriore abbattimento previsto all'inizio del nuovo anno del secondo edificio acquistato dopo lunga trattativa dal Comune. A fine lavori l'area sarà completamente riqualificata con nuovi spazi e una viabilità in parte ridisegnata. Altra informazione di servizio che invece ci porta a Thiene riguarda gli utenti dell'ufficio postale centrale. Per consentire i lavori di manutenzione all'impianto di riscaldamento, l'ufficio postale centrale di Thiene, in piazzale Scalcerle, resterà chiuso da lunedì 7 a giovedì 10. I residenti e gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale Thiene 1 in via 7 Comuni, aperto dalle 8:20 alle 13:35. L'ufficio postale centrale riaprirà venerdì 11 alle 10:30. Nei giorni successivi l'ufficio riprenderà l'orario consueto da lunedì a venerdì 8:20 19:05, il sabato 8:20 12:35. Era stato un noto imprenditore per 2 volte, anche assessore del comune di Bassano. Si è spento questa mattina Dino Boesso. Il mondo imprenditoriale e politico di Bassano piange la scomparsa di Dino Boesso, che era stato per 2 volte assessore del comune, prima col sindaco Lucio Gambaretto dal 1995 al 99, poi con Stefano Cimatti dal 2009 al 2014, quando si era occupato di bilancio, programmazione, patrimonio, aziende partecipate, polizia locale e sicurezza. Boesso era noto per essere stato per più di 30 anni tra i dirigenti della Baxi, nota azienda bassanese del settore caldaie e riscaldamento. Diamo conto di un altro lutto. Si è spenta ieri sera nella sua abitazione di San Giacomo di Romano Dezzelino dopo alcuni anni di malattia. Giuliana Alberti aveva 78 anni, era la mamma del nostro collega Alberto Bordignone, a cui vanno le condoglianze di tutta la redazione, di tutti i colleghi di Rete Veneta del gruppo Media Nord-Est. Domani alle 20 sarà recitato il rosario, mercoledì alle 14:30 saranno celebrate le esequie nella chiesa di San Giacomo. Ora parliamo di acqua potabile, della sua qualità, delle sue caratteristiche, in particolare oggi a Rossano Veneto.
Acqua, preziosa risorsa del territorio. Vediamo oggi i dati che attestano la purezza microbiologica di quanto esce dal nostro rubinetto di casa. I risultati riportati rappresentano le medie sulle analisi effettuate da ETRA. Ogni anno 50.000 prelievi da analizzare e 2.200 campioni sull'acqua potabile. La durezza totale ha un valore di 23,6. Il pH, ovvero l'indicatore di acidità, è di 7,8. Il residuo fisso esprime il contenuto salino dell'acqua e si attesta a 196 mg per litro. Il calcio ha un valore di 50,2 mg per litro. Il cloro residuo è inferiore a 0,05. Il magnesio è a 12,9 mg per litro. Il potassio inferiore a 5. I risultati del monitoraggio interno dell'acqua potabile erogata sono disponibili sul sito internet www.etraspa.it, in cui è possibile trovare le principali caratteristiche dell'acqua, comune per comune. La vicenda dell'ex discarica Faro di San Giorgio in Bosco. È stato raggiunto un accordo tra proprietario e comune che sconta il risarcimento, ma l'ex sindaco Miatello non ci sta e dopo aver condotto anni di battaglie legali per la bonifica di questo sito. Penso che il Comune non possa accettare nessuna decurtazione di quanto dovuto dal Nardello, né tantomeno possa accollarsi le spese legali sostenute in 25 anni di contenzioso, ripeto 25 anni. Ritengo infatti che chi ha sbagliato ed è stato condannato in nome del popolo italiano sia giusto che paghi, senza sconti. La comunità di San Giorgio in Bosco non può essere gabbata da chi l'ha inquinata per trarne illecito profitto. Alla fine a pagare è sempre Pantalon, la riassume così l'ex sindaco di San Giorgio in Bosco. Il battagliero Renato Bobo Miatello non si rassegna al via libera votato dalla nuova giunta da cui è stato estromesso alla transizione con i responsabili della discarica Faro, con cui pende da anni un duro contenzioso. Di fatto, per i responsabili del sito lungo la Valsugana in località Paviola, che alcuni esperti hanno definito altamente inquinante, ci sarebbe un notevole sconto sul risarcimento. È una motivazione dettata dal fatto che le precedenti amministrazioni hanno sempre resistito in primo grado, in secondo grado. Adesso che c'era da andare in Cassazione hanno preferito una cifra che non si capisce quant'è questa cifra, vedremo la delibera che hanno fatto, con uno sconto di 500.000 euro. Un affronto gravissimo per l'ex sindaco Miatello e i suoi anni di battaglia a fianco ai cittadini per bonificare quell'area e quei rifiuti che sono stati stoccati, dice, per ricavarne un profitto illecito, e così Miatello non si arrende. Vorrei far notare che era il secondo sito più pericoloso del Veneto dopo Porto Marghera. Non lo dico io, l'ho detto l'ingegnere Albrizio di Conegliano facendo le perizie. E ora qualche immagine natalizia con una selezione dei presepi che ci avete inviato in redazione. Prima di chiudere questa edizione straordinaria, allora la chiudiamo come l'abbiamo iniziata, cioè con gli aggiornamenti insieme a Carlo Alberto Inghilleri, al quale chiedo la massima possibile brevità vista la situazione. Ti sento molto male, ma in questo momento sono all'interno del COC di Torri di Quartesolo, vedete? Qui all'interno
siamo con gli uomini della protezione civile che stanno lavorando in questa sala, siamo in attesa che arrivi il prefetto di Vicenza per fare il punto della situazione. C'è di qua il sindaco Diego Marchioro di Torri di Quartesolo, che fermiamo un attimo, lo ringrazio per essere qui con noi. Allora, Diego Marchioro, qual è la situazione in questo momento qui al COC? La situazione è una situazione drammatica perché si è creata una falla importante in un affluente del Tesina e sta scaricando molta acqua all'interno del quartiere. Adesso il tentativo, abbiamo già un'impresa che sta lavorando, il tentativo è quello di arginare il più possibile il deflusso di acqua e anche di aggiungere idrovere per mantenere controllato il livello. È una situazione veramente molto difficile, l'intervento è un intervento importante, dobbiamo fare. Ci lavoriamo, io prego le persone che avessero bisogno di interventi da parte dei vigili del fuoco, da parte nostra, di comunicarlo, di richiedere, non aver paura, di richiedere alla protezione civile di Torri. Il numero è 0444 250 297. Lo ripetiamo? 250 297, prefisso di Vicenza. Benissimo. E la situazione è drammatica, ma sotto controllo in questo momento? Diciamo che dobbiamo lavorare. Sta arrivando anche il prefetto? Sì, lo saluto volentieri. Noi stiamo avendo aiuti da varie protezioni civili della provincia. Stiamo cercando di arginare quanto più possibile questa situazione, che è una situazione che non si è mai verificata prima su questo corso d'acqua. Bene, si è spiegato il perché improvvisamente? Allora, la causa dobbiamo ancora capirla. Abbiamo anche con l'assessore della protezione civile regionale Votacin abbiamo cercato di capire quali sono le cause. Diciamo che c'è un'idrovora del consorzio di bonifica che ha probabilmente avuto dei problemi e ci sono degli argini che attorno a questa idrovora hanno ceduto e quindi il problema è aumentato, anche se magari l'idrovora stava funzionando, c'è un problema di occlusione, di cedimento degli argini, cosa che è inusitata, assolutamente inusitata su questo corso d'acqua. Se non ha trasmesso di piovere? Speriamo che continui a non piovere, però insomma le previsioni non sono così favorevoli. Ecco, stiamo lavorando, io chiedo a tutti quanti di avere pazienza, di non avere timore, di stare più in tosto in alto, non scendere in basso e un po' alla volta riusciremo a tirar via quest'acqua e a ricostruire delle situazioni normali. Stiamo lavorando in maniera alacre. Bene, allora buon lavoro, grazie al sindaco di Torri di Quartesolo Diego Marchioro. Buonasera, allora noi in questo momento ci spostiamo, usciamo dalla sala del COC, della protezione civile, è stato allestito qui al comando della polizia locale di Torri di Quartesolo. Vedete in questo momento in arrivo il prefetto. Posso chiederle, prefetto, una parola veloce? Forse è il caso dopo, sto cercando di rendermi conto un po' più dal vivo della situazione. Molto bene. Per cui per il momento non direi nulla, grazie. Bene, grazie. Avete sentito anche il prefetto? Grazie. Ecco, questa è la situazione. Come vedete stiamo lavorando veramente in una situazione realistica, verissima. Questo è proprio in prima linea quello che sta accadendo in questo momento qui a Torri di Quartesolo, il comune in questo momento più colpito da questa ondata di maltempo nel Vicentino. Benissimo Carlo, allora noi dobbiamo ricedere la linea alla programmazione della rete. Comunque è stata un'ora e mezza di collegamenti e di aggiornamenti importantissimi, anche quest'ultimo che ci ha dato il sindaco, quindi chiede la collaborazione dei cittadini e anche un po' di comprensibile pazienza. Ti lasciamo il tuo lavoro e ci aggiorniamo per tutte le notizie ovviamente alle edizioni di domani, a cominciare già da mezzogiorno. Noi ci saremo ovviamente, vi racconteremo in tempo reale anche domani tutto quello che succederà. Ovviamente la notte sarà importante, ma domani sarà importantissimo per i primi lavori, per le prime opere, per
l'assistenza anche alle famiglie che in questo momento si trovano senza una casa. E anche capire poi con la luce del giorno, con le nostre telecamere, qual è effettivamente la situazione, dove si è rotto quest'argine. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri, buona serata, buon lavoro. Buona. E dunque noi chiudiamo questa lunga edizione straordinaria, in buona parte dedicata al maltempo. Grazie ad Alessandro Costacute in regia, alla nostra emissione. A voi tutti buona serata e buon proseguimento. A domani.